i dati gravi anche nel Veneto. Il governo, per impedire il lockdown generalizzato, non ha fatto chiusure generalizzate nel paese, le ha stabilite quelle delle zone gialle, non abbiamo nessuna zona del paese diciamo da dichiarare zona verde senza problemi, tutte hanno problemi, però le ha differenziate come ben sappiamo, e a decidere questo domani sarà un'altra giornata importante per la decisione che verrà fatta sulla nuova geografia relative ai dati. Ecco, a governare quella geografia non sono considerazioni di carattere politico. Ho sentito delle immani sciocchezze, anche purtroppo nell'aula del Parlamento, che diceva questo governo punisce le regioni di centrodestra e premia le regioni di centrosinistra. È una sciocchezza, perché a guidare, come sapete, sono quei 21 parametri che non sono una scoperta delle ultime settimane, perché i signori governatori le conoscevano da 26 settimane, e quindi il Veneto, per alcune di queste classi di dati, è una regione in situazione grave. Non raccontiamoci cose diverse, tant'è che non è escluso che il Veneto possa essere considerato una regione nel quale possono cambiare la classe da gialla ad arancione.